Dietro il portone della prima storica autofficina aperta a Cesarolo, costretti in uno spazio di pochi metri quadrati, si trovano una serie di autentici gioielli del passato. Un elicottero ultraleggero progettato e costruito pezzo per pezzo, frutto di ben 30.000 ore di lavoro, un sommergibile SLC della Seconda Guerra Mondiale ed altri motoveicoli militari, oltre ad una collezione di 18 moto d'epoca perfettamente restaurate, tanto da far brillare gli occhi agli appassionati. Il proprietario di tutto questo è il meccanico motorista Luigi Terrida, 81 anni di incredibile attività, di precisione certosina ed ingegnosa capacità innovativa, uno dei pochi che ancora, come diceva una delle canzoni di Lucio Battisti, col cacciavite in mano fa miracoli. Lui saprebbe cosa fare, lui saprebbe come aggiustare, con un cacciavite in mano fa miracoli. Il restauratore ha incominciato a farlo una volta raggiunta l'età della pensione, dopo una vita trascorsa alle dipendenze dei maggiori marchi automobilistici europei, prima di occuparsi di motori nautici. Ma le passioni sono sempre state per l'aeronautica e le moto, e non a caso i suoi lavori di restauro sono incentrati proprio su queste. Sugli elicotteri, compreso uno della flotta di Enrico Mattei, esposto adesso in un museo di Brescia, ma soprattutto sulle moto, ad incominciare dal mitico Guzzino, un 63 cm3 di cilindrata che fu la moto della sua infanzia, della quale, esemplare dopo esemplare, ha messo assieme l'intera collezione. Infatti a 14 anni ho finito le scuole medie e mio padre mi ha regalato un Guzzino. Quegli anni ero l'unico ragazzo di 14 anni che aveva un motorino in paese, parlo del 52. Di conseguenza adesso mi è venuta la nostalgia di riavere questo Guzzino. Ne ho trovato uno, l'ho restaurato a opera d'arte come deve essere, poi ho preso gusto e mi sono fatto tutta la collezione dal primo all'ultimo, cioè dal 46 al 65. Ecco, restauro come deve essere, appunto ci vuole spiegare come si fa. La parola restauro vuol dire riportarlo da come è nato nei minimi particolari, del cavo elettrico, dalla pipa della candela, dalla gomma, dalla vernice che è più importante e tanti altri in particolare. Qualora non dovesse trovare i pezzi in giro per il mondo, come provvede? Ecco, per solito insomma, ricambi per le moto d'epoca, Guzzi, Lambretta, fatti e Vespa si trovano fatti ancora, però sono certi pezzi che non li riproducono e quello mi tocca farli col tornio, la sua fresa, in perfetta riproduzione. Il gioiello è sicuramente il Guzzi Cardellino da competizione, un modello che Terrida ha fatto rivivere anche con una diversa ingegneria motoristica da lui appositamente studiata, trasformandolo in un affidabile bicilindrico ad alberi separati comandati da ingranaggi, in tal modo trovando una soluzione tecnica agli alberi congiunti affiancati utilizzati dalla casa madre, che all'epoca avevano creato innumerevoli problemi, sino a far abbandonare alla Guzzi il progetto bicilindrico. Per me è il pezzo più che mi sta a cuore, prima perché ho voluto insomma, risolvere il problema del bicilindrico come li hanno fatti i concessionari anni addietro, con i cilindri insomma, affiancati, ma avevano dei problemi tecnici, gli alberi si rompevano perché non poteva funzionare. Questa è una creazione mia che mi ha costato un po' di 300 ore di lavoro, impegnativo anche, e funziona bene. È una macchinetta che la velocità non l'ho mai provata, ma i 110 li supera, è a 8500 giri e funziona perfettamente bene. Non è il valore di per sé, perché ci sono motociclette che hanno un valore in commerciale alto, quello non è che mi interessa la soddisfazione di aver risolto un problema. Un patrimonio sicuramente da valorizzare anche ai fini di un ulteriore richiamo turistico. Ecco, io proverò ancora a interpellare il nostro sindaco di San Michele, perché io avrei il piacere proprio che le cose
che hanno una storia, perché tutto ha una storia. Siamo passati da questo periodo a fatto un altro, ma c'è sempre di mezzo una storia di ogni cosa. Se trova qualche stabile che è lì chiuso, ma ce ne sono parecchi, insomma, per il turismo anche, no? Io sarei più che soddisfatto di collaborare con il comune. Poi c'ho altri fatti amici che anche loro hanno tanta roba. Per un'attrazione turistica, si può chiamare un museo della scienza e della tecnica, fa sempre parte di quel settore, no? Cioè dall'aratro che il contadino usava, dalla motocicletta, all'elicottero, all'aereo, alla macchina da cucire, fa tutto parte della quella storia.